Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Ed eccoti qua ora in versione conduttore radiofonico, caro Gianfranco, dopo aver parlato del tuo libro Io sono Paola. Ovviamente ora parliamo appunto di altri autori, di altre letture che Edizioni 03 ci sa dare, ci sa prospettare appunto per aprire quelli che sono i nostri weekend. La tua sigla è partita, io lascio a te il microfono e puoi presentare anche i tuoi ospiti. Perfetto. Vedi com'è bello questo programma culturale, perché passiamo, ti ricordi, sì, dalle favole alla narrativa impegnata, poi 2 settimane fa abbiamo avuto il marketing commerciale, e oggi mi sento abbastanza sicuro, forte, perché abbiamo chi ci difende, chi ci insegna come difenderci, anche se mi hanno sempre detto che la migliore difesa è quella di scappare, che così non sbagliamo. Secondo me, poi ne riparliamo. Okay. Allora, il libro si chiama Scherma col bastone da passeggio ed è l'ultima opera di un quartetto di esperti delle arti marziali che ha fondato Nova Scrivnia, un movimento organizzato che promuove la pratica della scherma marziale, delle arti marziali italiane nei suoi diversi aspetti, dalla scherma di bastone alla scherma di spada e tanto altro ancora. In studio con noi ci sono 2 esponenti che intervisteremo per farci raccontare delle loro storie, oltre che dell'ultimo manuale, che è sempre opera di Edizioni 03. Bravissimo, di Verona. Sono preparato, Bravo. Ho studiato, ho letto. Che analizza aspetti e tecniche legate alla scherma, con corredo di suggerimenti, consigli, e anche, hai visto quante foto ci sono all'interno. Mm-hmm. Va bene, ma iniziamo a presentare gli ospiti. Il primo a cui diamo linea e spazio è Galvani, che chiediamo di presentarsi brevemente a noi. Allora, io sono Graziano Galvani, ho 57 anni, portati benissimo. Certo. Sono uno dei rappresentanti di Nova Scrivnia, questo movimento, diciamo, marziale, perché ci piace chiamarlo così. Facciamo arti marziali, ovviamente con il taglio che noi abbiamo deciso di dare al nostro lavoro, cioè un occhio alla tradizione marziale orientale, perché per forza di cose c'è da fare riferimento a quella, ma soprattutto uno sguardo approfondito alla tradizione marziale italiana. Un mondo tutto da scoprire, ovviamente. Interessante, che andremo a vedere, perché poi davvero si sa, ma si conosce veramente poco di questa disciplina, che è un'arte, per cui non è assolutamente un gioco da bambini, ma è qualcosa di molto importante e impegnativo. Con Galvani c'è anche Chiaromonte, che chiediamo di presentarsi brevemente. Allora, buongiorno a tutti, io sono Chiaromonte Roberto, l'altro membro dei 4, che è fondatore del movimento Nova Scrivnia. Io sono, diciamo, quello più all'interno, lo faccio come lavoro questa cosa qua, perciò mi sono specializzato in varie altre discipline. Oltre all'arte marziale italiana sono istruttore di pugilato, istruttore di scherma e arte marziale italiana. Per cui lui è un mio amico. Abbiamo fatto veramente abbiamo fatto l'unplay con studi e esami per tutto il periodo. Ho studiato più adesso che ho più di 40 anni che non quando andavo a scuola da giovane. Comunque, insomma, con soddisfazione, ecco. Bene. Allora, iniziamo, sì. Addentriamoci facendo subito un passo indietro per capire e farci spiegare cos'è il Circolo della Tavola, che è nato nel 1995, che poi ha fondato il movimento che noi chiamiamo Nova Scrivnia, che è uno di voi 2, chi vuole può approfondire, prego. Vado io? Ok, sì. Dai, vado io allora. Va Roberto. Sì. Ok. Allora, è nato nel 95 come primo, diciamo, avvicinamento dato da Graziano Galvani, che è stato lui il fondatore principale. Noi eravamo suoi allievi, diciamo, all'interno dell'arte marziale orientale, che ci siamo avvicinati nel primo momento, no? E da lì una sera viene in palestra e ci dice: oh ragazzi, faccio l'arte marziale italiana. E siamo rimasti stupiti. C'è un'arte marziale italiana?
questa era la domanda che ci siamo posti noi, diciamo, ragazzi che eravamo suoi allievi. Ho detto sì, ho trovato un trattato interessante da sperimentare, da vedere, esatto, che è il Flos Duellatorum, uno dei primi trattati in Italia scritti e interessanti da vedere, dove c'era, diciamo, l'uso delle armi e anche l'uso delle mani nude. Era proprio effettivamente un primo trattato marziale in Italia. Ma fermo un attimo, Roberto, purtroppo è una radio, non è TV, e non posso trasmettere a chi è in questo momento in ascolto. È una sorta di Bibbia qua, quasi il Nuovo Testamento. Ma in effetti come difesa personale questo va benissimo. Va benissimo. Già questo basta, se arriva addosso a qualcuno ti fa male. Sì. Questo è stato un nostro lavoro, anzi un lavoro principalmente di Graziano. Noi siamo stati, gli abbiamo dato una mano, diciamo, nel gestire un po' tutta la cosa, però il scrittore principale è Graziano. Però ci saranno 3.000 pagine. Non mi ricordo più se è 700. 700. Sì. No, adesso non mi ricordo. Comunque va bene, insomma. È stata, diciamo, la nostra visione, il nostro studio, che è durato parecchietto, perché insomma quel librone lì è abbastanza interessante, e diciamo lo sviluppo e da lì è nata proprio l'arte marziale italiana, chiamiamolo così, oppure è nata da lì nel 400, perché parliamo del Medioevo, un po' di tempo fa, certo. Un po' di tempo fa. Noi non abbiamo fatto altro che rimetterci lì e sperimentare quelli che erano il manuale, il trattato, diciamo, i vari tecniche che ci sono. Se guardate, non possiamo trasmettere le visioni delle immagini, però ci sono i disegni proprio delle tecniche che noi abbiamo ripreso, abbiamo riproposto e ci siamo messi lì proprio in palestra a lavorare e provare queste tecniche. Per cui è un archivio storico, è un'enciclopedia. È un'enciclopedia, sì, bravo. È un'enciclopedia. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, la cosa interessante, diciamo, del nome dato a questo movimento Circolo della Tavola, il primo, diciamo, come potrei dire? La prima analisi? Sì, la prima analisi, esatto, è stata fatta su un testo del 400 e poi via via, ma la cosa interessante è che il nome Circolo della Tavola viene dal fatto che ci trovavamo alla sera, finita la palestra normale, a fare sperimentazione attiva, e poi ci sedevamo a tavola a mangiare qualcosa. Da lì è venuto fuori. Utile e dilettevole. Utile e dilettevole, e questo poi incarna proprio la nostra filosofia di scuola marziale italiana, cioè abbiamo le nostre tradizioni da portare avanti. Certo. Questo del circolo dovevamo dare un nome a quello che facevamo, l'abbiamo chiamato il Circolo della Tavola. Quindi prima si svuotavano le energie con la lotta e dopo si riconquistavano dietro la tavola. E si tenevano sotto controllo le calorie. Io e Michele verremo nella seconda parte. Ovviamente. Siete ben accetti, grazie. Però devo sintetizzare 3 domande e 3 risposte. Per cui, come avete scoperto alla fine le arti marziali? Le abbiamo scoperte subito, è la nostra curiosità personale, diciamo. Per cui una passione personale che viene condivisa, no? Che viene condivisa. Ecco. Perché avete deciso un bel giorno della vostra vita di studiarle le arti marziali? Sempre per passione o per qualche motivo? Perché vedevamo che dietro quello che studiavamo c'era molto di più di quello che come primo impatto avevamo. Più diventavamo bravi nello sperimentare, più prendevamo coscienza di quello che sapevamo fare e applicavamo questo a uno studio sempre più rigoroso. Sì. Per cui potremmo dire che questa disciplina, le arti marziali, sono nate nel 400? Allora, il primo nocciolo sì. Poi ovviamente siamo andati avanti e quindi siamo partiti nel 400 e poi via attraverso 1500, 1600. Sì, ma dico, se dobbiamo dare una data di inizio di questo studio, di questa attenzione. Perfetto. Ma allora, il gruppo dei 4 appassionati di queste arti marziali, ho saputo che nel 97 decide di proporsi anche al grande pubblico, perché prima era un ritrovo quasi passionale tra amici e quanto altro, presso il Castello di Bardi. Ce lo revocate un po' questo debutto? Sì, allora ci siamo trovati dopo
anni diciamo di pratica diciamo all'interno della nostra cantina e abbiamo deciso di dire ragazzi, siamo capaci, abbiamo un'idea, vogliamo provare a condividerla con la gente. Chi vuole? Non sapevamo chi poteva venire a questo seminario che abbiamo tenuto all'interno di un castello, perché ci sembrava una cosa particolare, diversa dalla solita palestra, e lì è stata proprio la scintilla forse primaria che ci ha convinti ancora di partire, e l'abbiamo fatta nel piazzale d'armi del castello, dove una volta veramente i soldati si allenavano alla guerra o si addestravano al combattimento. Okay, perciò da lì siamo partiti e abbiamo fatto la prima sperimentazione con le persone senza sapere chi veniva. Abbiamo avuto delle soddisfazioni, perché sono venuti anche personaggi all'interno del mondo delle arti marziali importanti, erano venuti a curiosare, a vedere chi eravamo, questi 4 da Verona, questi folli che parlavano per la prima volta dell'arte marziale italiana. Questa è stata la frase che ci è stata più contestata. Contestata perché dicevano in Italia non esiste l'arte marziale, è impossibile, perché le arti marziali sono solo orientali. Ho detto no, guardate che ragazzi, i combattimenti, le questo guerre... è falso, perché sappiamo che c'è la lotta brasiliana, c'è la lotta, sono varie fasi di lotta. Ognuno nel proprio territorio ha sviluppato un sistema di difesa o di attacco, dipende da uno come la può vedere, e se l'ha presa, l'ha fatta sua. Quindi ogni popolo ha la sua difesa personale. Il suo metodo, solo che il nostro è andato nel dimenticatoio. Il nostro compito che ci siamo presi, ma non che ce l'ha dato qualcuno, ci siamo sentiti un po' cucito addosso, quello di riportarla alle giuste fausti del momento, insomma. Certo. Anche perché le tecniche del Medioevo, io dico, ma cosa fai? Vai fuori con lo spadone, con il cavallo, con l'armatura? No, il nostro compito è stato anche quello di prendere spunto e portarle anche nella difesa personale del momento storico, che è questo nostro, perciò nel movimento moderno di adesso. Capito. Ma Galvani, pensate che ci sia qualcosa di veramente differente dalle vostre, diciamo, arti marziali, quelle che seguite, che insegnate, da quelle del resto del mondo? O comunque qual è la particolarità nostra, di casa nostra? Ecco. Allora, le arti marziali sono una cosa unica. Cioè, quando parliamo di arti marziali dobbiamo parlare di più processi e più azioni, diciamo, non è un punto fermo che appartiene soltanto a una tipologia di disciplina. Esatto. Ho capito. Ovvio che nel caso della scuola marziale italiana ci sono delle tecniche, delle procedure che sono tipiche di questa tradizione. È altrettanto vero che si trovavano tecniche, scorrendo i manuali, che erano le stesse che venivano praticate in Giappone per delle leve articolari alle braccia, che si ritrovavano anche nelle... Uguali. Certo, alla fine è una replica, adesso non so se è giusto chiamarla una replica. replica, è stata sempre uno studio, un'evoluzione del lavoro, che ci si è ritrovati poi. Fatalità, ci hanno fatti tutti uguali, perciò abbiamo tutti due gambe, 2 braccia e una testa, perciò questo è il percorso, non è che ti puoi inventare. Per cui è un percorso naturale alla fine. Esatto, sì. Per alcuni aspetti poi si intrecciano. C'è un contatto, dopo veramente poi c'è stato un contatto con il mondo, perciò anche nel Medioevo o nel 1500, nel Rinascimento, c'erano i contatti con l'Oriente, con l'Occidente, perciò hanno detto, questa cosa qua è bella, funziona, la proviamo. La disciplina, come del resto tante ha, la musica. Esatto. Qualcuno un giorno ha fatto chi è qualcosa che ha inventato la musica? Bravo, non lo so, Michele, chi ha inventato la musica? La musica ce la siamo inventati noi. Dicono, è un metodo di compagnia. Dicono che la musica sia un dono di Dio. Ma probabilmente sì. A proposito di musica, Gianfranco, cosa dici? Facciamo un break musicale, dopo andiamo con le domande? Vai. Ok, sempre un buon ascolto con Rete 2000, con le buone vibrazioni e la rubrica Autori e Lettura. Sempre, in ogni momento del giorno
sound. This sound will make you feel so good. All around me, all around you. Funky sound will make you feel so good. All around you, what a funky sound. Tonight, I feel so good. It's alright. I wanna ride the rainbow. Tonight, I see the moonlight. I feel a good sound all around the hill. Believe me, I feel so strong. Life is going on, please don't stop. This sound will make you feel so good. All around me, all around you. Funky sound will make you feel so good. All around you, what a funky sound. This sound will make you feel so good. All around me, all around you. Rete 2000. Senti che sigletta che ti ho scovato, qua è tutta roba d'alto borgo, capito? È chiaro, Ecco, questa- anche perché qua bisogna far stare tranquilli i nostri ospiti, Certo, non si sa se, mai. se qua, mai venisse qualcuno che ha tendenze da killer ed altro, con questa Oggi musica da ci fa un baffo. Oggi ci Oggi. fa dalla penna al bastone andiamo oltre. Oh, là. Allora ritorniamo ai nostri ospiti. L'argomento è indubbiamente interessantissimo. Sarebbe, ripeto, da TV, perché mi piacerebbe anche dimostrazione. su Michele. Michele è molto, assorbe molto. Sì, 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 Ma andiamo sì. avanti. Allora, io so che Nova Scrivnia è conosciuta nel mondo perché avete fatto così tanto e vorrei che ne parlaste un po' di come Allora, è arrivato a questo. Allora abbiamo istruttori, diciamo, che ci sono avvicinati, anzi persone, non istruttori, sono arrivati istruttori dopo, sono persone che si sono interessate a questa arte marziale italiana e hanno cominciato a scriverci e a interessarsi di questo movimento qua. Abbiamo scuole aperte in Messico, perciò è strano che un messicano venga proprio in Italia, è venuto in Italia a sostenere l'esame da istruttore, dunque ha speso tempo, soldi e quant'altro. Sì. Abbiamo Messico, Canada, America, Stati Uniti, California, quella di là, la California, Sì. giusto? Sì, quella di là. Addirittura quello che è alla California, alla Stanford University, perciò è un scienziato, okay? Bello. Perciò è uno studioso, un bel giovane, un bel ragazzo, e una in Inghilterra e poi l'Italia. Però adesso nasce la curiosità di chiedere come mai queste persone da parti sparse in tutto il mondo si rivolgono a voi, cioè, che credo che ci siano associazioni o comunque fondazioni Sì. anche nei loro paesi, o no? Sì, sicuramente sì, ma che hanno fatto uno studio, diciamo, come abbiamo fatto noi dell'arte marziale italiana e siamo Bravi. stati i primi. Però. Siamo stati i primi, il primo movimento in Italia a cercare di sviluppare questo tipo di lavoro. Poi adesso se andate su internet o andate su qualsiasi cosa... Sì, ma poi, infatti qua sto leggendo le collaborazioni con Budo International, Budo International, sì, che Hall of Fame, esatto. arti marziali. Esatto, Budo International è una rivista che pubblica in tutto il mondo, in varie lingue, e noi eravamo in contatto e facevamo articoli insieme con loro, abbiamo fatto video insieme con loro. Tradotti in 5 lingue. Tradotti in 5 Bravi. lingue, dunque perciò da lì forse è partita la divulgazione proprio a livello mondiale. La conoscenza La anche conoscenza, da parte sì, anche da parte del resto del mondo, insomma. Però che oltre che lo spirito dimostrativo e conoscitivo, per cui quello di diffondere queste arti, voi fate anche oltre che del sociale, anche dell'impegno professionale. So per esempio che all'aeroporto di Bologna avete formato delle guardie giurate all'autodifesa o no? Sì. Prego, Ho amico. fatto un gruppo di lavoro che è andato avanti per sui 3 anni e praticamente formazione sul campo e Bello. Sì. per avere, diciamo, un modo diverso di gestire un modo diverso di gestire, diciamo, la tecnica, perché abbiamo preso delle strategie, ad esempio, e
delle azioni tipiche dell'abbracciarsi, della lotta senza le armi, Sì. e le abbiamo applicate a questi corsi. Vero. Sì. Ma non sono corsi violenti, giusto? Sono di autodifesa o sono di... Beh, Sì, più di autodifesa. Sì, possiamo dire anche forse di antiterrorismo anche E per di controllo, cercare di tenere le situazioni sotto controllo, ecco, di non mantenere la fare, cioè calma, non è che era. puoi sparare a destra a manca. No, assolutamente, anche perché quelle cose lì bisogna evitarle in luoghi Esatto, affollati, quindi esatto. io ne so qualcosa. Abbiamo un sindacalista qui. No, più che sindacalista diciamo che lavorando in aeroporto so cosa significa, quindi Un sindacalista che lavora in In aeroporto. Però c'è pure una cosa curiosa che mi ha fatto divertire. Anche nel cinema siete stati abbiamo impegnati, un nostro istruttore praticamente che è entrato in Cinecittà come stuntman nei combattimenti, diciamo, li riguarda nei film, no? E da lì è stato notato e ha collaborato, diciamo, anche nell'ultimo film di Ben-Hur, che ha fatto tutto quanto riguarda il combattimento che si è svolto all'interno del cinema, insomma, che è l'ultimo che è uscito 2 anni fa o l'anno scorso, adesso non mi ricordo. Comunque, ecco, lui è entrato in Cinecittà e con il nostro sistema, diciamo, è riuscito a fare un lavoro proprio vero e proprio. Mi viene in mente il film curriculum. di Jackie Chan, praticamente, che per fare una scena provavano non so quante ore. Sì, perché, mi diceva che all'interno, diciamo, della produzione del cinema gli attori sono attori, perciò sono bravi a fare gli attori, ma per tirare un pugno si mettevano le mani nei capelli perché chiaro. non erano capaci né di tirare un pugno, neanche di sfondare una porta. Mi ha detto che ha girato una scena per sfondare una porta, ha detto che è stata pietà. Franco, tu sai sfondare una porta? Però Sì. erano bravi a fare gli attori, perché il loro mestiere chiaro, è fare gli ognuno attori. Certo. Come molto probabilmente l'istruttore non sapeva fare l'attore, ma sapeva fare No, l'istruttore. ha fatto sì? anche l'attore, ha fatto una piccola comparsa. Ne ha approfittato. Bravo, Esatto, bravo. sì. Bene, però adesso concentriamoci su questo ultimo lavoro editoriale, Scherma col bastone da passeggio, per cui il bastone diventa il centro dell'attenzione della vostra ultima pubblicazione. Sì. Adesso, fermo restando che il bastone non è più consuetudine di Il passeggio, il passeggio, sì. perché è proprio lui il centro del vostro interesse. Perché per conto mio è proprio intanto è stato l'ultimo oggetto che nel costume, diciamo, italiano o comunque a livello europeo è stato portato il bastone, perché parliamo fino nei primi del Novecento il bastone era uso del costume, come noi abbiamo adesso il cellulare, non usciamo di casa senza il cellulare, allora non uscivano di casa senza il bastone da passeggio perché era un ornamento del costume, dell'abito. Al momento in cui il re, che c'era ancora il nostro re, che ha deciso che non c'era più l'uso del porto della spada a fianco, perciò non c'era più la possibilità di difendersi. Parliamo dei signori che si permetteva di avere una spada, erano quelli che avevano i soldi, dunque perciò la spada. acquistavano. I poveri avevano un altro sistema. E questi qua si sono trovati da un punto in bianco di non avere più la possibilità di difesa e si sono trovati con il bastone da passeggio. E hanno sviluppato quello che erano le tecniche della scherma effettiva di sciabola, parliamo proprio di un strumento proprio ben preciso, l'hanno trasferito, le stesse competenze le hanno trasferite al bastone da passeggio. Capisco. Perciò per noi è stata... Per cui voi uscite sempre col bastone? Magari tra poco sì, Ma con l'ombrello è la stessa cosa? Con l'ombrello è la stessa cosa, perciò uno strumento, diciamo, moderno, moderno nel senso che lo possiamo portare, ci sono delle tecniche che si può sviluppare anche con l'ombrello, perché bene o male ha la forma del bastone da passeggio. Basta che non sia quello piccolino da borsetto. Quello col pulsante che allunghi, no. Ci incontriamo solo quando c'è il sole. Esatto. Capisco, andiamo avanti. Torniamo un attimo a Nova Scrivia. Oggi, tra corsi, addestramenti, convegni, avete un'attività abbastanza impegnativa ed altro. Oggi cosa fate per impegnare quella che era, credo, un tempo una passione, oggi sta diventando sempre di più un impegno divulgativo per quello che state facendo? Diciamo che oggi
ci siamo posti dei progetti futuri, nel senso che vogliamo portare avanti il discorso di scrivere i libri, scrivere e portare avanti quella che è la tradizione. Quello che abbiamo sperimentato, quello che abbiamo fatto, metterlo su carta, perché abbiamo visto che in giro ci sono parecchie persone che stanno dicendo delle cose un po' strane, però non voglio giudicare nessuno, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Però noi vogliamo mettere su bianco proprio il nostro lavoro che abbiamo fatto da più di 20 anni da questa parte. 20 anni. 20 anni, sì. Certo, ad avere una storia significativa. Ma Galvani, adesso tocca a lei. Eccolo. Approfondiamo un po' l'argomento scherma a difesa personale, iniziando a chiederci cos'è l'ISMA, puntato ISMA, da cui ha ricevuto tanti riconoscimenti, giusto? Sì, l'ISMA è praticamente il Budo International. Budo International, sì. Uh-huh. Ci hanno praticamente hanno riconosciuto il nostro lavoro a livello internazionale e da lì è nato il senso di dare una visione, diciamo, completa del lavoro che facciamo. L'importanza per cui di questa organizzazione esatto. è quella soprattutto di andare proprio su obiettivi come lo siete voi adesso e dargli ancora più valore e prestigio, perché poi la diffusione, no? Credo, esatto, sì, molta importanza. Adesso però siamo nel tema difesa personale. Io lo sposto sul femminile perché per me è importante, o meglio, lo vedo continuamente in spot pubblicitari e quanto altro, questo invogliare le donne a munirsi di una tecnica, di una formazione affinché chi possa assaltarle o comunque darle fastidio, aggredirle, ci sia una forma di difesa. Graziano Galvani ha scritto un libro che per la difesa personale femminile tra istinto primordiale e profonda consapevolezza di sé. Esattamente, cioè, è un libro questo che abbiamo dedicato al mondo delle donne e la cosa interessante secondo noi è che con questo tipo di lavoro che andiamo a fare con le ragazze, le donne, diamo loro la responsabilità di autoproteggersi e di potersi tirare fuori da situazioni anche spiacevoli, quando non anche più pericolose, insomma. Come si chiama il titolo del libro? Il titolo del libro è Primum Vivere. Primum Vivere. In questo c'è anche la filosofia un po' della pratica femminile, cioè prima di tutto proteggiti, prima di tutto vivi, poi se riesci a reagire va bene, ma la prima cosa, il primum da cogliere è il primum vivere, cioè devo riuscire a sopravvivere a un'aggressione, tenendo anche conto che spesso e volentieri la donna viene, sì, gli vengono insegnate le tecniche, le azioni, ma c'è sempre come un po' la sensazione di dire sì, ti insegniamo questo, però non si sa se riuscirai veramente ad applicarlo. Ho capito. Questo piano piano lo stiamo eliminando e dando alle donne sempre più consapevolezza. Spesso sono, una volta che riescono ad attivare certi meccanismi, loro stesse dicono raggiungono una consapevolezza tale da dire sì, si sentono più forti. Se noi guardiamo bene il primo impatto che abbiamo col mondo femminile è quello di dire insegnami qualcosa che posso usare per. Ho capito. E quello che facciamo noi è insegnargli per prima cosa la consapevolezza, cioè il fatto che devono diventare consapevoli del mondo che le circonda e delle possibilità che il mondo gli offre. Si va sulla psicologia umana, si entra Assolutamente dentro. sì. Mi piace molto è molto importante farle capire queste cose qua alle persone, perché pensano di fare come nei film, no? Purtroppo i film stravolgono un po' quello che è la visione delle cose. La visione delle cose. Quando uno ti aggredisce è dura anche per noi che siamo marzialisti, perché noi in palestra siamo pronti, convinti e siamo tutti a posto e facciamo tutte le tecniche. Però in strada come funziona? Non si sa.
Ci vuole il Questa è bastone. una bella, ci vuole il bastone, ci vuole il bastone. il bastone da passeggio. Il Mi bastone pia- da passeggio. mi piace chiudere questo argomento della difesa femminile con questo aforismo, questo principio. Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini, ma su loro stesse. Questo è molto bello, l'ha scritto Mary, leggo il nome e il cognome, lo facciamo leggere a Michele, però è una cosa molto... Ah, tu me lo dai quando non ci ho gli occhiali. Bene. Comunque, Wollstonecraft. Ecco, sicuramente non è così, però vabbè, il principio è veramente bello. Musica, Vabbè. Miki. Ok. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles but she doesn't see. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Oh, oh, teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Oh, oh, yeah. Feelings, all my life I feel it. I wish I never met you, girl. You never come again. Feelings, oh, feelings, oh, feel you again in my heart. Dis-lui, oh yeah, fais ça pour moi. Dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Yeah. Oh, malheureux. Dis-lui que plus jamais, 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 dis-lui, je ne pense à elle. Quand tu la verras, oh, Dis-lui que j'aime une autre fille. yeah. Dis-lui tout ce que tu voudras. Mais il faut qu'elle te croie. Oh, oh, oh. Dis-lui. Oh, oh, oh. Dis-lui. Oh, dis-lui. Oh, oh, oh. Dis-lui. Dis-lui n'importe quoi. Dis-lui n'importe quoi. Yeah, yeah, yeah. Dis-lui. Oh, oh, oh. Dis-lui. Oh, dis-lui. Oh, oh, oh. Dis-lui. Qu'elle t'est pour moi. Yeah. Eccoci qua, siamo tornati in studio, siamo in compagnia di Roberto Chiaramonte e di Graziano Galvani, 2 dei 4 protagonisti del libro Scherma col bastone da passeggio, ma soprattutto di questa arte della difesa personale che è sempre
quanto più approfondiamo, tanto più ci rendiamo conto che non è assolutamente, come troppo in maniera sbagliata credono che sia soltanto matrice di violenza, di volontà di sfogarsi in qualche maniera, ma invece c'è dell'altro, c'è qualcosa di molto più profondo e di antico. Chiaramonte, proviamo anche ad approfondire cos'è l'Accademia Italiana di Difesa Personale. Allora, è stato un passaggio che abbiamo fatto nel intramezzo, cioè nel senso nel sviluppo diciamo del lavoro. È stato fondato un gruppetto di sperimentazione per quanto riguarda la difesa personale. C'è stato proprio un lavoro con vari personaggi che si erano interessati solo esclusivamente a reparto di difesa personale. Proprio specifico, sì, proprio erano specifico, proprio specifico. Graziano Galvani, il manuale, il bastone da passeggio, sembrerebbe, o meno, almeno per quello che ho capito, che il bastone sia un elemento di difesa per eccellenza, cioè uno dei prodotti, dei materiali che più di ogni altro riuscirebbe a interpretare il concetto di autodifesa attraverso uno strumento che poi non è uno strumento ma è un'utilità. Esatto, noi con il bastone da passeggio gli abbiamo voluto far vedere come in realtà uno strumento utile, ma voglio dire, per spostarsi, per muoversi, anche per sostenersi, diventa poi uno strumento, possiamo definirlo anche combattivo, di utilizzo pratico. Cioè il bastone, diciamo una cosa, un bastone in mano non fa la differenza fra due uomini, la differenza la fa la competenza. Certo. Questo è molto importante da sviluppare come concetto, cioè la nostra idea di lavoro armato è legata sia al mondo antico, le spade, le varie, diciamo, opportunità, ma soprattutto nel riproporre anche azioni che erano tipiche di scuole cinquecentesche, seicentesche, riportarle ai giorni nostri con le modifiche opportune. Cioè la visione che noi abbiamo dell'arte è sempre quella di una certa praticità, anche perché noi pensiamo che sia molto importante che lo strumento che hai in mano ti serva a qualcosa. Se poi tu riesci ad identificare, ad estrapolare delle tematiche da quello che stai studiando, tanto meglio. Cioè, certo. Una volta c'era lo stiletto nascosto sotto le vesti per difesa personale delle donne, lo spillone portato nella giarrettiera. Oggi non abbiamo più la possibilità di girare in quelle condizioni, perché effettivamente è difficile da giustificare. Però è la giarrettiera che manca. La giarrettiera Io credo che tra un po' dovremo fare un nuovo manuale schema di autodifesa col cellulare, perché è l'unico strumento che ci portiamo dietro e che diventa, ce l'abbiamo sempre, ce l'abbiamo tutti. Forse... Ecco, ad esempio, per dire, la mentalità che ci ha portato con lo studio della tradizione marziale italiana, il lavoro sulle persone, ma soprattutto sugli strumenti. Noi abbiamo fatto un sacco di estraposizioni, per dire, usando una penna, una spazzola. Ecco, vedi. I principi della tradizione marziale ci servono per applicarli alla realtà. Esatto. Bene. Non abbiamo uno stiletto, molto probabile che non avremo mai uno stiletto in mano girando per la città. Chiaro. Ma è probabile che avremo magari il telefonino acceso o una penna. Certo. Basta poco per basta molto poco. Graziano, ma questo manuale è per gli appassionati del bastone, è un po' per tutti? A chi potremmo orientare il consiglio di... Diciamo che il libro è stato fatto proprio per avvicinare anche le persone che non hanno mai preso in mano il bastone. Infatti, se vedete, ci sono delle foto, parecchie foto, abbiamo illustrato proprio un passo per passo, in modo che se uno si vuole avvicinare a questo strumento qua, ci arrivi con le basi, perché comunque è un libro di base, per poter sperimentare a casa propria, perciò
davanti a uno specchio. Davanti a uno specchio o con un amico. Certo. Poi è logico che se uno vuole... Devi trovare l'amico che Esatto, è disponibile. se poi uno vuole approfondire e capire un po' il senso di questo strumento, ci deve comunque contattare, perché diciamo che noi ci abbiamo passato su un po' di tempo. Immagini, ma l'ho detto all'inizio, ma adesso approfondiamolo un attimo, perché altrimenti sembrerebbe che stiamo incitando più che la difesa la possibilità di autoattaccare. A me mi hanno sempre consigliato che la migliore difesa resta, soprattutto la personale, è quella di evitare sempre lo scontro, casomai o girando le spalle o comunque allontanandosi. Siete d'accordo? Ma credo di no, perché? No, siamo d'accordo. Cioè? Siamo d'accordo, Cioè, nel senso evitare? che evitare, perché tu non sai cosa va incontro. Per come ti ho detto prima, nella palestra tu sei predisposto al combattimento, ti metti i guanti, ti metti l'armatura, cioè ti metti la maschera, Diventa prendi una il bastone. disciplina, no? È una disciplina. Ma in strada tu non sai come si evolve la situazione. Ma soprattutto non sai mai con chi hai a che fare. Non sai mai con chi hai a che fare. Che spunta una bottiglia rotta, che si rompe e te la puntano al collo, taglia come 2 coltelli, 3 coltelli, vero? Cioè, ragazzi, bisogna stare attenti. La nostra difesa personale non è in quanto, come ha detto Graziano prima, fare in modo che tu aggredisci, mai capitato Certo, che ti aggredisci, adesso ho fatto doppia Certo. parola, però è non fare troppi errori in quel momento lì. Questo è il concetto della nostra difesa personale. Potremmo sintetizzarlo utilizzando la bottiglia rotta. Voi non educate, non insegnate a rompere la bottiglia e a offendere, No, al contrario, no, è ma a contrario. difendervi da chi punta Da questa chi bottiglia. punta bottiglia, no? Perfetto, Perciò giusto? questo è il Questo. concetto, però di non fare gli errori di andare là a cercare di prendere certo. la bottiglia. Un esempio Sì, solo sì. per parlare proprio della situazione critica. Sì. Perciò, ma quello di scappare e allontanarsi senza girarsi, perché di solito ti giri a guardare il cattivo che ti corre e tu becchi il solito palo che c'è in mezzo alla strada. Lo becchi sicuro, no? Meglio in campagna. allora. Esatto, meglio correre e guardare dove si va. E questo, oppure mettere un oggetto tra te e il cattivo, Certo. potrebbe essere Sì, la sì, macchina. diventa una difesa. Diventa- Per cui io prima a Galvani ho chiesto perché e quanto è importante l'autodifesa femminile. A lei invece chiedo quanto invece è importante l'autodifesa verso gli uomini, i maschi. Beh, è importante perché uno si può sentire anche sicuro delle proprie possibilità, Cioè, diciamo. cerco di spiegare meglio. Dalla risposta di Galvani è emerso che più che educare a difendersi, è educare a fare proprio un'autoconsapevolezza di essere sereni, sicure di se stesse, per cui quella già è una forma di difesa. Esatto. Ma nell'uomo invece, che solitamente siamo un pochettino più... Allora, l'uomo in teoria dovrebbe essere più animale, chiamiamolo così, cioè avere più l'istinto del guerriero, ecco, chiamiamolo così. Però in realtà adesso noi non facciamo guerre dal 1945. Meno male. Ok, Sì, il fatto che continuano guerre. giusta, meno male. Sì. Ma rispetto a uno che ha avuto la guerra in casa fino all'anno scorso, secondo te noi ci possiamo mettere davanti a questa persona qua? No, perché è arrabbiato. È ha la rabbia cattivo, dentro, lui è certo. abituato a stare in allerta. Noi purtroppo, meglio che sia così, ma non siamo più abituati a avere quell'istinto di guardare le persone, se uno più... Certo. Sì, insomma, l'uomo non deve sentirsi un Superman Non è un Superman. che gira per le Certo, strade a certo, ristabilire l'ordine. Esatto. È ovvio che cioè l'uomo che vuole imparare a difendersi deve fare dei percorsi. È ovvio che se la donna avrà delle situazioni da esplorare, l'uomo delle altre, ma la cosa più importante veramente è che anche l'uomo prenda consapevolezza di sé. Cioè, è un passaggio fondamentale, perché per riuscire poi a diventare strategici, invece che a diventare degli animali, diventiamo a usare degli strateghi. a usare l'intelletto per... Assolutamente sì. Ma c'è un'età minima e massima per avvicinarsi al... No. Per cui Diciamo che comunque un'età ragionevole deve esserci, del tipo 15-16 anni è già... iniziare, ok. Spostarla prima diventa un po' difficile da gestire. 15-16 anni va benissimo. E poi su, fino
Il bastone da passeggio ti serve anche per appoggiarti poi dopo, no? Per cui non c'è unità, diciamo. È uno strumento di difesa. Doppia funzione. Doppia funzione. Ha una doppia funzione. E oltre voi due, gli altri due autori è giusto che almeno ce li accennate. Girlanda Roberto e Giovanni Proietti. Sì, ma oltre i nomi, cosa sono, cosa fanno? Allora, anche loro sono fondatori, sono anche loro istruttori di scherma storica come noi, e comunque lo fanno, hanno un lavoro proprio, perciò lo fanno proprio come passione, comunque non è come me che lavoro proprio nel settore. Ecco. Hanno la condivisione di questa passione, esatto, sì. che poi si tramuta in libri, giusto? Sì, esatto. Che grazie a Edizioni 03 diventano vendibili, per cui ci dà acquistabili. Questa possibilità qua. Sì. La vostra esperienza, e poi passiamo a un po' di musica, la vostra esperienza con Edizioni 03, come avete trovato l'approccio con questa casa editrice veronese, particolare perché vedete è dalla parte assoluta di chi ha desiderio di scrivere qualcosa che sia narrativa, che sia saggistica, favole, o anche in questo caso specifico, che è vero che è la risultanza di una vostra passione, ma credo che il vostro spirito finale è quello di trasmettere qualcosa che può servire anche agli altri. Assolutamente sì. Ed Edizioni 03 in questo processo, quanto è stato importante? È stato importante perché ci ha dato la possibilità di scrivere e di pubblicare, perché comunque lo sapete che pubblicare al giorno d'oggi anche ha un costo, diciamo, ha un costo molto elevato. Grafiche 03 la conosciamo perché uno dei fondatori del gruppo Nuova Scrivia, Giovanni Proietti, è il titolare della Grafiche 03, e perciò abbiamo, diciamo, un canale preferenziale, diciamo, certo, per quanto riguarda queste cose qua, insomma. Ecco. E io che conosco di persona il direttore commerciale di quella di Edizioni 03, lui comunque è fortemente convinto che quello che è una passione che vi unisce possa essere proprio un'opportunità per raccontare, per far conoscere ad altri, ecco quello che avete detto voi, un'arte, una disciplina, un po' come il judo. Il judo lo identifichi a quello che è stata la tradizione giapponese, esatto. Che ne so, il karate a Bruce Lee, e forse andiamo nelle leggende o quanto altro. Qui se io andassi in libreria prendendo il vostro libro tra le mani, Scherma col bastone da passeggio, è difficile che lo vado a sfogliare, perché molto probabilmente c'è bisogno di questa divulgazione, di cui Edizione 03 è assolutamente diciamo, a merito e onore, no? Esatto, sì. Infatti ci hanno chiamato delle persone, diciamo, marzialiste che ci conoscono da tempo e hanno acquistato il libro Assolutamente, per cui dall'editore, perciò ci hanno confermato che il nostro lavoro era comunque stupendo, interessante, però da un marzialista. Quello che volevamo noi era di avvicinarci anche ad altre persone che non sono marzialisti, perché quelli già ci conoscono, perciò non abbiamo problemi di farci vedere da queste persone. Un libro per tutti, no? È un libro per tutti, dicevamo. esatto. Vedo tante foto, cascine ed altro. Abbiamo fatto una location, c'è una villa del 1700 che è a Bovolone, e ci ha, diciamo, esatto, bravo, la copertina, il finale Corte Poiana, okay. E ci ha concesso, diciamo, di poter sfruttare i loro ambienti per fare delle foto, il set fotografico, ecco, diciamo. È stata la è interessante, no? Bellissimo, è stata una bella esperienza anche quella lì, e la ripeteremo sicuramente anche col prossimo libro. Bene. Allora Michele, facciamo l'ultimo stacco e poi facciamo l'ultimo stacco musicale e dopo saremo ancora qui in compagnia con le Edizioni 03. More music, Rete 2000.
Eccoci qua, a questa bella finestra culturale sempre più variegata. Mi piace sottolineare questa cosa qui, dalle favole alla difesa personale, grazie comunque a Edizioni 03 che ci consente questa opportunità di divulgare cultura a 360 gradi, perché poi cultura non è soltanto un libro, non è soltanto la narrativa o un giallo che vanno tanto di questi tempi, ma è tutto quello che crea interesse. Prima ho parlato del libro di Graziano Galvani, la della difesa per le donne, però anche Chiaramonte Roberto ha fatto un libro tutto suo, tutto a due mani, e si chiama Scherma a mani libere. Esatto. Ce ne parla un po'? Sì, allora, dato che sono andato a approfondire il discorso, essendo anche istruttore di pugilato e quant'altro, ho deciso di fare proprio specifico. Non ho usato armi, ma solo le mani nude, mani libere, nel senso non armate. Certo. E ho creato, diciamo, estrapolando, diciamo, dal Floss Duellatore del Medioevo, dalla Box del Carmine che siamo nel 1900, i primi del Novecento, e da altri testi, diciamo, quello che era più fattibile sulla difesa personale. Difesa personale, ho capito. Per cui Aperta a tutti, nel senso che non c'è distinzione, diciamo, maschio. è un libro femmina. che non ha poi bisogno, diciamo, dell'istruttore, comunque già dal libro potrebbe... È come la stessa base del bastone da passeggio, per cui diventa diciamo, un manuale, è un manuale che ok. uno si può avvicinare, diciamo, e provare a sperimentare, Certo, perché capire anche se gli piace, se gli porta un piace, buon- ok. Benissimo. Avete scritto anche altri volumi, però, giusto? Sì. Un rapido elenco? Allora abbiamo l'arte di Daga, sempre che è specializzato sul lavoro del coltello, ma diciamo più una storia sul coltello, ok? Inteso come arma o come prodotto? Cioè, nel senso... Come strumento di ricerca più che identificare ecco, con proprio un'arma. studio del Sì, coltello. esatto. Mhm. Bello, poi? Nova Scrivnia, l'arte... Il primo libro, quello Esatto. storico proprio, Nova Scrivnia, l'arte marziale italiana, lì abbiamo dato una visione praticamente di quello che è di quello che era la direzione del lavoro, perché qua siamo agli inizi proprio. Esatto. E da lì dentro di fatto si trovano indicazioni relative all'uso della spada, che poi diventa un bastone, che poi diventa un ombrello. E poi c'è sempre un altro manuale tecnico che è la scherma di bastone pure propria. Vera e propria. Bene. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Ho 2 o 3 domande, le facciamo in rapida successione. Per cui, chi vuole consegnare ai lettori, agli ascoltatori, un consiglio per leggere i vostri libri, che è riduttivo parlarne solo di uno, parlare di tutta la vostra produzione, che va dallo studio di un coltello, come delle arti nella loro storicità, fino ad oggi al coltello, Certo. al bastone, l'ombrello, quello che sia. Sì, diciamo che noi diamo la possibilità, e la diamo a noi stessi per primi e poi a chi ci segue, quello di affrontare la visione dell'arte marziale come una cosa complessiva. Mm-hmm. Quindi c'è dentro tecnica, c'è dentro strategia, ma anche ricerca della consapevolezza, autoconoscenza, perché alla fine poi che io abbia in mano un bastone o una bottiglia, quello che mi può salvare più che la tecnica tal di tali è la mia capacità di relazionarmi con chi ho di fronte. E questo è uno dei grandi insegnamenti che ci lascia la tradizione marziale italiana, cioè quello di valutare sempre l'azione, la reazione, capire quando è il caso di agire, quando invece è il caso di allontanarsi tranquillamente. Non bisogna assolutamente usare l'istinto, perché altrimenti... Diciamo che usare l'istinto è una bella cosa. Ma basta che non ci porti in groppa. purtroppo l'istinto, almeno in quest'ultima parte, credo che stia portando troppo a violenze, perché siamo repressi, siamo chiusi in casa, esatto. e vogliamo sfogare a tutti i costi. Sì. Ma questo è tutto un altro argomento, questo lo Certo. analizzeremo in un'altra occasione. Siamo proprio alla conclusione. Graziano, un consiglio... Roberto, ormai non vorrei mai che mi picchiassero, che sbaglio il nome. Occhio io. Ma mi difende mica lei. Un consiglio, consigliamo agli ascoltatori, uno, credo, la violenza, se possiamo evitarla la evitiamo, Sì, ma la se proprio evitiamo, dobbiamo difendere e difenderci, Esatto.
usiamo il cuore, usiamo la mente, cosa dobbiamo usare? Usiamo la testa, nel senso che prima di dire io sono capace di difendermi, vado a sentire, vado a interessarmi, vado a vedere se ci sono delle persone adatte ad insegnare queste cose qua. Bene. Questo è quello Perché importante. diventi difesa e non arma e non autolesionismo. Esatto, bravo. Miki. Abbiamo concluso questa edizione di appunto autori e letture, e quindi di conseguenza ringraziamo i nostri lettori che ci hanno tenuto compagnia per circa un'ora con Gianfranco Diovino e delle edizioni 03, ovviamente non possiamo non menzionarli, perché ovviamente ci hanno dato la possibilità di ascoltare e vedere quelli che ci sono delle nuove caratteristiche che possiamo affrontare tutti i giorni con questa difesa con il bastone, e difese un attimino più italiane possibili. Ecco, a conferma che le belle vibrazioni sono in ogni cosa che viviamo. Esattamente. Quindi Gianfranco, noi salutiamo appunto i nostri ospiti, salutiamo l'edizione 03, quindi ci saranno le prossime edizioni, ora ci prepareremo un attimino meglio con tutta lo scibile umano delle letture che possiamo avere con la prima edizione. Si conclude con oggi, esatto. E credo che sia stato un successo per tutti, da Antonella che ci segue con grande entusiasmo, a tutti quelli che adesso saranno successivamente in ascolto e si appassioneranno a libri, narrativa, saggistica, favole o quanto altro, e andranno su i siti di Edizioni 03 per scorgere sempre nuove belle novità. Grazie. Ciao. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.